Buon pomeriggio dal Campo Italia di Bosa, sesta giornata del campionato di eccellenza in campo Bosa e Nuorese. Tanto il calcio d'inizio con Tico sulla fascia, Dettori e Bachis. Coco ruba palla e prova la prima conclusione della partita. Pinna prova a metterla al centro, attenzione lo svarione di Nanni e poi arriva il gol da parte di Carboni, ma svarione di Nanni, Semerzidis incerto e sicuramente sorpreso dagli avversari. Nanni mette fuori, ma attenzione alla botta al volo ancora di Carboni. Grigoriadis che tocca per Rosano, attenzione, posizione regolare. Rosano, la conclusione, la parata e poi c'è il gol! Il gol di Grigoriadis, azione in velocità della Nuorese con Rosano che ha tentato la prima battuta e Grigoriadis che arriva a realizzare con il tap-in vincente. Rosano può tentare la battuta, salta l'uomo, la conclusione, il gol! Rosano di sinistro, non il suo piede, ma un gol veramente bello. Poteva tentare la battuta di destro, Rosano ha scelto di dribblare l'avversario e poi un colpo da biliardo di sinistro con Ledda che lancia in avanti per Pinna. Spizza il pallone Nanni, ma attenzione perché c'è un buco in difesa, va Pinna e c'è il pareggio del Bosa. Altro buco difensivo da parte della Nuorese e la premiata ditta Isidoro Pinna, Giovanni Pinna stavolta castiga la Nuorese per il 2-2. Sventagliata per Grigoriadis, posizione regolare dell'attaccante greco. Grigoriadis il tiro e la palla sull'esterno della rete. Rosano torna sul pallone, mette al centro per Grigoriadis e poi per Tico e la Nuorese in apertura di ripresa torna in vantaggio. Gran palla di Rosano, Grigoriadis non ci arriva ma ci arriva all'altezza del secondo palo Tico, sempre più bomber di questa Nuorese. 3-2 per i barbaricini. Direttamente verso la porta, parte Mattiello e la palla esce di pochissimo. Ci ha provato ancora Rosano, ma resta in zona d'attacco la Nuorese con Cucchi che viene messo giù da Isidoro Pinna e ci sarà calcio di rigore in favore della Nuorese. La rincorsa di Rolandone, parte Rolandone, rete! 4-2 Nuorese. Se ne incarica Mattiello, la conclusione a giro e Semerzidis compie un'autentica prodezza e salva ancora una volta la sua porta. Scarica a sinistra per Pischedda, lo affronta Rosano, Pischedda mette al centro la rovesciata da parte di Pinna, sarebbe stato un gol bellissimo e arriva il triplice fischio finale con la Nuorese che batte il Bosa e spugna il Campo Italia per 4-2.